Ci siamo anche oggi, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Pomeriggio Special. Saluto anche oggi immediatamente tutti gli amici di Io Compro Siciliano che inizieranno a guardarci per questa puntata in cui, pigri o non pigri, dovrete allenarvi, anche perché oggi parliamo di sport. È la prima volta che ne parliamo dentro Pomeriggio Special, lo sport e salute, la rubrica del mercoledì di Pomeriggio Special. Salve da Cristina Ruffino, benvenuti e bentornati. Allora, oggi abbiamo un ospite che si chiama Eleonora Grasso, è un'istruttrice affiliata con attestato FIF, Federazione Italiana Fitness, specializzata anche in fitness musicale, anche se mi hanno detto che lei non ama molto i balli, staremo un po' a vedere. La sua formazione sportiva parte dalle arti marziali, è anche una grande frequentatrice di sala pesi. Lo sport per lei è un aspetto fondamentale dello star bene, sia fisico che mentale. La sua specialità sono gli allenamenti personalizzati e in questo periodo in cui per cause di forza maggiore ovviamente le palestre sono chiuse, si è dato spazio tantissimo a quelle che sono le lezioni online in grandi spazi oppure all'aperto. Allora, avremo anche dei preziosi esercizi, quindi io vi consiglio di stare con noi. La faccio entrare subito? Eleonora Grasso. Ciao Cristina. Ciao Ele, come stai? Io bene, tu? Bene, grazie Eleonora. E allora io ti vedo in tenuta proprio sportiva, Come giustamente. sempre. Ok, io ho detto vado a mettermi la tuta, ma non sono arrivata in tempo perché avrei voluto fare un po' di allenamento con te, ovviamente. Però sarà per un'altra volta, rimandiamo. No, 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 non si rimanda. Non si Allora, rimanda. Eleonora, io con te inizierei subito a parlare della sedentarietà, che è un male comune che colpisce veramente tantissima gente. E Esatto. perché è importante allenarsi e tenersi in forma? Perché? Perché il corpo ha naturalmente bisogno di movimento, per cui sappiamo Ok. benissimo che una costante e regolare attività fisica non può che farci bene. Tra l'altro allontana e diminuisce l'insorgere di patologie importanti. Non dimentichiamo che comunque allenta e allontana lo stress, per cui insomma offre svariati benefici. Per cui in un periodo del genere, dove comunque lo sport è un ottimo veicolo di socializzazione, perché fermarsi? Stiamo vivendo questo periodo, d'accordo, magari per le persone non è più la stessa cosa, perché le palestre permettono di fare amicizie, di socializzare, di svagare, di dimenticare i vari problemi quotidiani, però insomma, perché fermarsi? No. Abbiamo tantissime soluzioni, possiamo allenarci all'aria aperta, possiamo allenarci anche da casa tramite video lezioni singole o di gruppo e insomma no alla pigrizia, no alle sedentarietà perché fa male, È perché vero. non c'è più salute psicofisica così. Diciamo che noi a volte non ce ne rendiamo conto, no? E continuiamo sempre a rimandare. Ok, mi alleno lunedì, mi alleno a partire Sempre dalla lunedì. prossima settimana dopo le feste, questo fatidico lunedì in cui si dovrebbero fare poi tante cose, non se ne fa nemmeno una, no? Mai, E rimandare mai, questo è il consiglio che vogliamo dare, anche perché mai. bisogna lavorare sodo subito per avere poi quei benefici, non solo fisici, perché i benefici fisici allenandosi bene si ottengono, ma benefici mentali. E in questo periodo avere dei benefici a Certo. livello mentale è importantissimo perché siamo pieni di stress, siamo pieni di ansia, no Eleonora? Quindi abbiamo proprio bisogno di scaricare tensione. Tra l'altro cosa succede? Rimanendo magari tutto il giorno a casa, ci si lascia andare anche a un'alimentazione e diete alimentari che sono assolutamente svantaggiose per la salute. Quindi mettiamo sedentarietà, l'aggraviamo con un'alimentazione scorretta, priva di grassi e di zuccheri, insomma, diventa una bomba esplosiva. Per cui allenarsi, anche piccoli movimenti, anche esercizi a corpo libero, però cercare di avere una regolarità sia Ok. in con la dieta alimentare che con l'attività fisica, Allora, moderata e non. certo, diciamo proprio che comunque a casa ci possiamo allenare anche senza attrezzi, perché la palestra ovviamente Sì, è attrezzatissima, abbiamo pesi, abbiamo manubri, abbiamo bilancieri, abbiamo insomma tutti gli attrezzi che ci aiutano, no? Che aiutano il nostro fisico, però anche a casa, quindi non prendiamola come scusa, a casa non ho niente, come mi alleno? No, ci possiamo allenare anche a corpo libero, no Eleonora? Come si fa? ma potremmo, allora, ci si può allenare a corpo libero o si può riprodurre del carico, dei piccoli sovraccarichi con
semplici oggetti come casse d'acqua, anche il bastone della scopa, una sedia, basta veramente poco, ci vuole una buona e sana buona volontà. La volontà è tutto nella vita. Ecco, oggi noi, i nostri telespettatori, li dobbiamo spingere, li dobbiamo Va bene. esortare a fare allenamento per trarne veramente, per avere dei benefici anche in poco tempo, dai, perché si può allenandosi bene. Allora, Sì, hai si parlato può. del corpo libero, io vorrei che tu ci facessi vedere anche qualcosina, ma so che hai preparato qualcosina. D'accordo, Saluto sì. il nostro Qualcosa. Paolo, ovviamente. Salutiamo il nostro Paolo che ci assiste dalla regia e si trova ovviamente a Palermo. Salutiamo anche Marzia che anche oggi, devo dire, in maniera stupenda si è occupata proprio della redazione. Andiamo a vedere questo primo contributo video che abbiamo che parla proprio di corpo libero. Ecco, avete visto la nostra Eleonora è a casa e quindi lei questo lo fa per lavoro, però anche lei si allenerà non avendo niente a disposizione. Eleonora, ci spieghi che cosa abbiamo visto in questo video? Certo, abbiamo visto un piccolo circuito dove un full body, diciamo, per attivare un po' tutta la muscolatura e aiutare anche il sistema cardiovascolare. Esatto, quindi cosa abbiamo fatto prima? Come primo esercizio cosa hai fatto? Allora, all'inizio ho iniziato con degli step, poi ho fatto uno skip con posizione di plank, siamo andati poi a fare crunch e No, plank l'abbiamo già detto, vabbè, comunque ok, abbiamo capito. Ma abbiamo dimenticato di dire una cosa prima di parlare del corpo libero, Eleonora, dell'importanza che ha il riscaldamento prima di iniziare ad un allenarsi, no? È 5-10 importante. minuti prima potremmo benissimo fare un jumping jack, potremmo fare dei push up, quindi dei piegamenti sulle braccia o anche dello skip, oppure ci si può allenare anche con la corda, facendo 2-3 minuti di corda, un minuto di pausa, almeno un 5-6 volte. Ok, tecnicamente io vado in palestra, no? Ogni tanto, non sempre. Vorrei sapere il primo che hai detto qual era? Era un termine tecnico, jumper jack, com'è che si chiama? Jumping jack, jumping jack. Possiamo spiegare a noi ignoranti che cos'è? Il jumping jack permette di far alzare il battito cardiaco e permette di riscaldare tutto il corpo. Ok, ma Ma quelli che io non l'ho iniziano... fatto in questo caso. No, no, questo era un consiglio su come riscaldarsi. Sì, Ma ci si può. Dimmi. vai, vai, ci si può riscaldare sicuramente anche facendo dei semplici saltelli oppure Anche girando con la a corda, casa. se non abbiamo la corda possiamo anche simulare il movimento, ma piccoli saltelli. Ok. Quelli che iniziano ad allenarsi senza fare un po' di riscaldamento sbagliano? Perché a volte siamo presi Sbagliano dalla sicuramente perché vanno incontro, certo, a stiramenti, a contratture, quindi sì, sicuramente un buon riscaldamento è un'ottima cosa. Ok, entriamo nel dettaglio per quanto riguarda proprio i benefici che il nostro corpo avrà, dagli esercizi che siano con i pesi o anche a corpo libero. Il nostro fisico, che benefici otterrà con un giusto allenamento, e a livello fisico e a livello mentale? A livello mentale fa benissimo, perché comunque abbiamo detto che allontana lo stress, perché comunque quando ci si allena, diciamo viene su, si moltiplica una sostanza chiamata endorfina, cosiddetta ormone del piacere. Per Ok. cui anche per esempio quando siamo di malumore ed entriamo in palestra, allontaniamo momentaneamente il problema dalla mente.
e quindi questo già fa veramente bene all'anima. In più, cosa mi avevi chiesto? No, appunto, i benefici per la mente e per il corpo. Chiaramente rafforziamo il cuore, rafforziamo le ossa, i muscoli, le articolazioni, rafforziamo un po' tutto, perché il corpo umano ha bisogno di movimento, proprio naturalmente. Quindi stare fermi, essere sedentari, non fa altro che, insomma, crearsi dei problemi, ecco, È cercarseli. vero. Quindi movimento, 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 lo ripeteremo sino alla fine. Me lo ripeterò Sempre, anche come mantra, Eleonora, come sempre, mantra, sempre, movimento. sempre, sempre. Voi E intanto non hai fatemi età. sapere. È appunto a tutte le età, quindi allenarsi fa benissimo anche 80, 90 anni, muovetevi, fate le Sempre. passeggiate, Noi all'aperto. nelle palestre vediamo i corsi di ginnastica posturale, di Pilates, di yoga, che sono veramente saturi, pienissimi di gente di una certa età che, insomma, tu li vedi, anzi ti dirò di più, le persone di terza età sono tra le più costanti, non si assentano mai, Hai perché visto? traggono tanti benefici, la mobilità, la Bravi. flessibilità, l'elasticità. Anche perché diciamo che comunque con un costante allenamento anche dolori, diciamo, della vecchiaia I che non dolori danno. muscoloscheletrici, esatto, come per esempio il comune e diffuso mal di schiena. Ecco, è vero. Quindi Non mi si può raccomando, perdere. muoviamoci tutti. Io vorrei sapere se tra i nostri telespettatori c'è qualcuno che costantemente fa allenamento, se siete abbastanza pigri e se c'è qualcosa che magari fate a casa. Fateci sapere cosa. Scrivete praticamente sotto nei commenti perché tra poco daremo un'occhiata anche ai vostri messaggi. Allora, per intensificare il lavoro e allenarci con dei pesi, se non andiamo in palestra e i pesi non ce li abbiamo, a tutto c'è un rimedio perché non ci sono scuse, perché possiamo utilizzare anche delle cose che troviamo a casa, è vero Eleonora? Sì, sì, sì. Per Bastano, esempio? allora, chi vuole fare un lavoro differente, quindi non a corpo libero e creare un minimo di carico, quindi per intensificare e creare un po' di ipertrofia muscolare, chiaramente dovrà andare a creare, si chiamano attrezzi di fortuna, in gergo detti Ecco, attrezzi di fortuna, quindi bisogna andare al supermercato, comprare delle casse d'acqua, possiamo anche suddividere i diversi carichi, quindi creare diversi chili, un bastone, una sedia e il gioco è fatto. Chi ecco. può anche dovrebbe procurare o una banda elastica per gambe e glutei, ci sono ottimi esercizi, o un elastico. Questi si possono comprare dappertutto e anche online, per cui Ecco. non ci sono Quindi veramente scuse. è vero Eleonora, lo dobbiamo dire, non ci sono Sì, scuse. Per i no, pigri come noi, niente, anche una bottiglia d'acqua, insomma, a casa fa anche veramente una molto bottiglia bene. d'acqua, sì, E non a caso tu hai preparato un video anche per farci vedere qualcosina e tra poco ce sì, lo spiegherai. Intanto andiamo col secondo video. d'accordo. E cambiamo gamba. Magari vi siete appena lasciati, per te YouTube Music Premium ha la modalità offline, così puoi disconnetterti dai social ma continuare ad ascoltare la tua playlist strappalacrime. Hai l'upgrade a YouTube Music Premium, musica senza interruzioni, dedicata a te. Provalo gratuitamente per un mese. Cambio gamba. Cambio. Ho sbagliato tante volte ormai, che lo so già. E cambio lato. E oggi quasi certamente sto sbagliando su di te.
No, vabbè, io sono Come già sono stanca come si che può non ma la io mi allego guardare. con qualsiasi tipo di musica. C'era anche Ornella Vanoni, che io amo. Che donna, che donna. Speriamo che non ci blocchi nel video, voglio dire, incrociamo le dita. Allora, Allora, Eleonora, io sono stanca già soltanto a guardare, ma ci vuole veramente tanta forza di volontà, anche perché dobbiamo essere motivati perché i risultati si hanno. Ci spieghi un po' che cosa abbiamo visto in questo video? Abbiamo visto, sì, allora no? abbiamo fatto con un minimo di carico, riproducendolo con le bottiglie d'acqua, abbiamo fatto degli squat indietro che enfatizzano così lo sviluppo dei glutei, quindi sono ottimi veramente Ok. per gambe e glutei, meravigliosi. Poi abbiamo fatto degli slanci sempre per i glutei, per l'esternocoscia e poi infine abbiamo aggiunto lo squat sumo, sempre per gambe e glutei. Ok, c'erano anche gli affondi, l'hai detto? Sì, Ho visto. gli affondi, sì, affondi, sì, l'ho detto inizialmente. Ok, E no, questi non ho per sentito. gambe e glutei sono veramente ottimi e li può fare chiunque. Ecco, e quante ripetizioni dobbiamo fare? Questo è individuale. Io partirei da un minimo e anche in base al risultato finale. Sì. Partirei da un minimo di 8, 10, 12 o un massimo di 15, ma già facendone 12 per gamba, faremo un ottimo lavoro. Poi è sempre individuale. Ok, quindi noi partiamo, diciamo, se volessimo fare lo squat sumo con la bottiglia, facciamo praticamente, che ne so, 8, 10, 12 al massimo finché non ci Sì, stanchiamo, no? Per quante dovremmo volte? arrivare al cedimento muscolare. Ok, Almeno un 12 volte, anche qui fino a 15 si può arrivare. Dipende sempre dal tipo di lavoro e dal risultato finale e dal ma tipo più, ovviamente di persona. ma più serie? Dobbiamo fare più serie di... Almeno 3-4 volte, certo. Ah, meraviglioso. Dovremmo fare un recupero. Allora, se facciamo un circuito, magari faremo questi 4 esercizi come inizialmente, recuperando tot secondi, sempre in base al tipo di lavoro che si farà. Ma se faremo questo tipo di allenamento, come quello che abbiamo visto, potremmo fare un 10-12 ripetizioni, magari con un recupero di un minuto e mezzo, è sempre in base al cedimento muscolare Ok. e al carico che stiamo utilizzando. Ma il cedimento muscolare, come ci accorgiamo che il muscolo cede? Trema? Sentiamo difficoltà poi? No? Siamo stanchi? Quando scoppiamo, quando proprio non abbiamo più, arriviamo quasi a non avere più la forza di eseguire quel movimento. Ok. Lo capiamo. È importante bere molta acqua durante l'allenamento? La forza si crea, la forza nel tempo, pian piano. Oggi userò 1 chilo, domani ne userò 2 chili, 3 chili, 4 chili. È una cosa che va a crescere, è progressiva. Ok, Quindi, certo, perfetto. una persona che non è mai entrata in palestra non andrà mai a lavorare con un carico eccessivo perché potrà avere solo danni. Quindi entrerà e uscirà per sempre, non rimetterà più piede lì. È vero, perché sarà traumatizzata secondo me. E bisogna bere molta acqua durante l'allenamento o è un errore bere tanto? Al bisogno, secondo me, al bisogno e soprattutto magari dosare, prendere piccoli sorsi, non esagerare perché potrebbe esserci anche un rigurgito. Poi in base sempre all'attività che si sta eseguendo. Ok, va bene. Allora, abbiamo visto l'allenamento dedicato a gambe e glutei, quindi parte inferiore del corpo, ma utilizzando gli attrezzi, quelli che abbiamo a casa, anche le bottiglie d'acqua, Sì, bastoni, eccetera, eccetera, possiamo anche allenare la parte superiore, quindi perché dorsali, il corpo deve braccia. avere armonia. Ecco, e come facciamo, Ele, ad allenare questo? Vediamo? Vediamo, guarda qua. Alzate laterali. Alzate frontali. Spalle. Bicipiti. Bicipiti compresi
presa a martello. French press per i bicipiti. Eleonora, oggi capitavi veramente a puntina e a fagiolo per questa prima puntata dedicata allo sport che è salute, ricordiamolo. Allora, cosa abbiamo allenato? Braccia, dorsali? Abbiamo allenato le spalle, abbiamo fatto le spalle, scusami, allora, abbiamo allenato le spalle e le braccia, abbiamo fatto delle spinte, delle alzate laterali e frontali. E in più abbiamo aggiunto poi i bicipiti e i tricipiti. Ovviamente è stato tutto un po' miscelato, ma era proprio per far vedere più o meno Che le cosa? sequenze di esercizi. Ovvio, perché se avessimo dovuto fare un allenamento veramente completo, questa puntata sarebbe durata 4 ore, diciamo. Tantissimo, tantissimo. Allora, quindi alleniamo anche le braccia perché noi donne a una certa età dobbiamo, insomma, ecco, allenare anche le braccia perché, insomma, le braccia cedono prima o poi, Tutto, cede tutto tutto, purtroppo. dorso, Quindi spalle, tutto. ecco, quindi se vogliamo tenerci in forma, dobbiamo anche un po' soffrire. Allora, mi sa che abbiamo anche qualche messaggio, Eleonora, se ti va li leggiamo insieme. Sì. Buon pomeriggio, scrive Monica. Monica, buon pomeriggio anche a te, grazie. Angela, buona serata a tutti. Ciao Angela. Buonasera a tutti, ci segue anche Venera. Ciao Venera. Poi, se in una stanza ci sono i figli che studiano e se nell'altra c'è la nonna che cuce, non mi rimane che fare tutto in cucina. Lo sport sempre ad ogni costo. Bravi, brava Stefania. Ma noi Brava. speriamo che tu ti stia allenando insieme a noi oggi, eh? Complimenti per la forza di volontà che accompagna ogni sportivo, a casa si può fare ed io lo faccio. Complimenti Eleonora e Cristina, complimenti anche a te Chiara, brava, vedi? Lo sport è vita, scrive Lidia, benissimo, siamo d'accordo con te. Marina ti fa una domanda, io soffro di una patologia chiamata condrocalcinosi, mi hanno consigliato di fare un po' di Pilates, lei cosa ne pensa? Sì, fai del Pilates, dello yoga, comunque evidentemente ti hanno consigliato una disciplina di allungamento. Yoga e Pilates vanno sempre bene a qualsiasi età, quindi facciamoli per agevolare la flessibilità, la mobilità e l'elasticità del corpo. Ok, quindi diciamo che il Pilates e lo yoga aiutano a Sono allungare? allungamenti, certo. Ok. Ci sono anche tanti lavori isometrici, tante posizioni isometriche che comunque potenziano moltissimo la muscolatura. Quindi quello a prescindere, anche chi fa sala pesi dovrebbe comunque fare sempre esercizi di allungamento. Ok, Ci sono allora anche delle belle contrazioni. sì, ma lo yoga è vero che aiuta tra l'altro anche a rendere più armonioso il corpo? Sì, perché insegnano molto bene la respirazione. Per esempio, nello yoga si inspira ed espira sempre solo dal naso. Ecco, e con lo yoga tra l'altro Quindi possiamo riuscire ad ottenere anche degli addominali degli scolpiti. addominali, esatto, i lavori isometrici, perché si Ok, mantengono delle posizioni per lungo tempo, quindi l'organismo è costretto a contrarre e a resistere. Sì, sì, io l'ho fatto, l'ho praticato diverse volte e mi piace moltissimo. io so che tu fai anche pole dance, è vero? Sì, quando si poteva sì. La pole Quando- dance, allora, la definizione è danza acrobatica sulla pertica Ok, ed è, a mio avviso, e ne ho fatti sport, una delle discipline più difficili. Infatti, ebbene. ogni posizione che si riesce a fare, tu ti senti veramente una campionessa, è una grande vittoria perché è difficilissimo. È tecnica, forza È e vero. tosta, è Anche tosta. perché devi avere una forza incredibile, no? Perché devi rimanere tipo in equilibrio in verticale, in orizzontale, quindi credo che sia difficilissimo. Sì, però veramente io la consiglio. Saluto la mia collega Terry Amato, bravissima, Ok. e
ti fa amare veramente tanto questa disciplina, che per fortuna ha preso piede, si sta diffondendo sempre di più, perché all'inizio, sai, c'era un po' di... Probabilmente perché non si capiva benissimo cosa fosse, no? La pole dance, in effetti. La definizione danza acrobatica sulla vertica, tra l'altro è anche molto, cioè è molto consigliabile anche per i bambini, almeno di età di 4 anni, da 4 anni in su, anche le arti marziali sono un'ottima cosa, Ok, perché perfetto. insegnano un ottimo e sano antagonismo. Quindi sport, diciamo qualsiasi tipo di sport, l'importante è che si faccia. Allora, dopo che ci siamo allenati, Ele, come ci rilassiamo un attimo? Come riusciamo a defaticare magari i muscoli o ad allungarli? Facendo un po' di stretching? Stretching, sì. E come si fa lo stretching? Secondo me tu hai anche un altro contributo per noi. Ma Secondo me. è Vabbè, quando non so capitano se le sono caduta cose. io. Eleonora, ci sei? Sì? Ok, dico, non so se eri caduto tu o ero caduto io, poco importa. No, dicevo, mi sa che tu hai anche un contributo per lo stretching, così chissà come mai. Vediamo. Chissà perché questa è la parte che mi piace di più. Già, a tanti. Chissà come mai. Allora, quindi con questa tecnica abbiamo praticamente allungato i muscoli e li Sì. abbiamo anche rilassati un po', abbiamo fatto un po' di defaticamento? Assolutamente sì, l'abbiamo fatto, è sempre molto utile anche perché con l'avanzare dell'età si tende sempre a curvarsi e questo non va bene. La postura dovremmo mantenere anche per una questione psicologica, sempre mento alto, spalle aperte, fierezza, sempre. Quindi non è una questione, lo sport non è una questione dei muscoli, dell'essere superficiale, è veramente una questione del benessere psicofisico, perché vedersi bene, sentirsi in forma, senz'altro ci si approccia diversamente nei confronti della vita. È E anche vero, è così. perché si ha più sicurezza, no? E quindi è tutto L'autostima è una diverso. gran cosa. È vero, hai mandato un messaggio veramente importantissimo. Emanuela scrive, mi sa che è una tua allieva. Ringrazio la mia personal trainer per i miei buoni risultati ottenuti. Eleonora, sei una grande, quindi Il insomma mio funzioni, orgoglio. funzioni, Eleonora. Lei è il Allora, mio orgoglio, sì. quindi siamo in chiusura perché mancano, ecco, 30 secondi, tra poco ci disintegreremo entrambe. Eleonora, che messaggio lanciamo a chi ha guardato questa puntata? Oh, rivedetevi il video, tra l'altro, e allenatevi insieme a noi. Non vi fermate, allenatevi, fate passeggiate, non prendete l'ascensore, qualsiasi cosa, anche mezz'oretta di passeggiata e a casa allenatevi o in gruppo con un'amica in videochiamata o vi affiderete magari a qualche coach. Fate qualcosa, ma non state fermi perché non andrà bene così, perché dovete avere sempre benessere, allegria. Lo sport porta anche allegria, porta serenità e basta.
e non mai fermi, mai, 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 mai. È vero, grazie Eleonora, grazie per essere stata in nostra compagnia oggi, per i preziosi consigli che ci hai dato, quindi un bacio grande a te, grazie. Noi Grazie a siamo in te. chiusura, grazie Eleonora Grasso, la nostra istruttrice FIF che è stata ospite di questa nostra puntata dello sport e salute. Allora, io anche oggi sono arrivata al termine, quindi chiudo pochi secondi, vi dico che domani l'appuntamento sarà con moda e tendenze. Attenzione perché io non mi voglio bruciare niente e poi mi rimproverano, però non posso anticiparvi l'ospite di domani e vabbè, mi posso dire uno famoso, quindi seguiteci e poi insomma andremo avanti poi venerdì per chiudere la settimana con i viaggi di Io Compro Siciliano insieme alla nostra Selina Alcalà. Da Cristina Ruffini è tutto, grazie per esserci stati, grazie per averci seguito, io torno domani alle 18 puntuali, grazie a Paolo che ci ha assistito ovviamente anche oggi in regia, la nostra Marzia in redazione, un buon pomeriggio a tutti, grazie, condividete, 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 ciao sigla!